Libia, morì Gheddafi, ammazzato o giustiziato? Economia, lo Vaticano dice, stava a canciare l'autorità finanziaria mondiale. Italia, fotovoltaico, lo ministro Romani propone una strana perequazione. Sport, morì in corsa lo motociclista Marco Simoncelli. Benedica a tutti. Muammar Gheddafi morì ammazzato il 20 ottobre, vicino a Sirte. La città è una via nasciuto e ultimo sobbaluardo di resistenza. L'autopsia ne dice che morì per un colpo di pistola in testa, ma non ne può dire che decidiò che non aveva arrivare vivo davanti al Tribunale Internazionale di l'Aia. Forse poteva fare danno con le sue dichiarazioni, svelando segreti che ora si portava qui un talo tabuto. Ci sono differenti versioni della morte di Gheddafi e la verità precisa non si sa. Lo presidente dell'Istituto Terra e Liberazione di Catania ne fece una dichiarazione sorprendente. Sentiamo ciò che ne disse. A Sabenarica, chi non è Gheddafi, chi non è Muammar Gheddafi, chi che vedete una fotografia si chiama Hamid e all'ufficio anagrafe spunta, risulta Ali Majid al-Handalus. E io a chi che vedete una fotografia l'hai conosciuto personalmente a Roma, conosciamo che era tanti altri, compreso Gheddafi. Chi sta è l'ennesima farsa, l'ennesima messa in scena. Chi non è Gheddafi dice ma lui Gheddafi è vivo, questo non si può dire, non siamo autorizzati a dirlo a sto minuto. Sappiamo solo che è stato purregato, un altro uno a posto di Gheddafi. Avevano a mostrare un Gheddafi catturato e ammazzato dai garibaldeschi mafiosi, fin da ribelli, da Bengasi e Misurata, narcotrafficanti, drogati e venduti a tutti gli imperialismi coalizzati. Chi non è Gheddafi. Con la crisi economica che sta diventando sempre più pesante, lo Vaticano propone, per mezzo di un documento dello Pontificio Consiglio per la Giustizia, di creare una nuova autorità finanziaria mondiale, che possa sostituire lo Fondo Monetario Internazionale, per regolare lo flusso e lo sistema di scambio commerciale, facendo partecipare pure i paesi emergenti e chi è in fase di sviluppo. Il ministro per lo sviluppo economico, lo milanese Paolo Romani, decidiò la settimana passata di differenziare gli incentivi per il fotovoltaico in favore di zone che hanno meno ore di sole. La decisione è discriminante, ma il ministro dell'ambiente, la siciliana Stefania Prestigiacomo, non grapiò vucca. Il presidente della regione siciliana, Lombardo, invece manifestava vivo disappunto per la incredibile proposta. Ancora una volta il governo dimostrava di voler favorire il nord, con norme che non sono né giuste né vantaggiose. La domenica passata ci fu un'altra manifestazione di Linotav, nella Valle di Susa. Lo slogan era "Diamoci un taglio". Infatti i manifestanti, dopo aver trasuto la zona russa, tagliarono i riti del cantiere. Non ci furono provocature violente nel corteo e i cittadini contrari alla costruzione della linea ferroviaria a forte velocità possono spiegare le sue ragioni. Forti dubbi a proposito dell'utilità di quest'opera, lo pericolo per l'ambiente e l'agricoltura di sta zona e l'eccessivo costo per la sua realizzazione, che avesse essere di circa 16 miliardi di euro. La Commissione parlamentare per l'errore in campo sanitario fece sapere che in Italia, nell'ultimo anno e mezzo, ci furono 470 casi di presunta malasanità. Di questi 329 causarono la morte di un malato. In proporzione al numero di abitanti, la regione Paiomisa è la Valle d'Aosta. La ricoguta differenziata di Lamonnizza in Palermo procede lentamente. Dopo una campagna preventiva, partivano nei giorni passati l'azione di repressione. I vigili urbani fecero circa 200 multe per il mancato rispetto delle ordinanze comunali. E intanto crescono le lagnanze dei cittadini per il disservizio di Lamia. La settimana passata la monnezza indifferenziata ha restato davanti alle fortuna per la bellezza di 4 giorni, a così come succede normalmente per la carta e lo cartone. E le campane per lo vetro sono eternamente chine. Quando le multe magari per Lamia? Il 21 di ottobre, il sindaco di Sciacca, Vito Bono, proibiò l'uso dell'acqua dell'acquedotto cittadino a causa della contaminazione per la presenza di batteri coliformi e invitò la compagnia che amministra le condotte, la Girgenti Acque, a eliminare le cause della contaminazione. Il 23 di sera si appa chiudere l'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione del Muncibeddu. La mattina del 24 si può grapere a rere perché la situazione si aveva normalizzato. Benedica a tutti. Domenica a Kuala Lumpur in Malesia, il campione di motociclismo Marco Simoncelli morì durante una corsa a causa di uno sventurato incidente.
Stupor mundi lu vola ricordare per la sua semplicità e per il suo grande talento. Forse Marco non conoscia la lingua siciliana e per questo, in onore suo, ci diamo l'ultimo saluto in italiano. Arrivederci Marco, rimarrai sempre nei nostri cuori. La padrona di casa della Nuova Zelanda vincero a Auckland la domenica passata la finale della Coppa di Lumunno di rugby. Batteru alla Francia +8-7 e tornarono campioni dopo 24 anni. In Italia si disputava la terza giornata del campionato di eccellenza, la massima serie. Lo San Gregorio Catania alcanzò la prima vittoria battendo in casa l'Urovigu per 23-17. Di 28 di ottobre allo 1 di novembre si tiene Cioco Barocco Modica 2011, manifestazione enogastronomica che vuole fare conoscere le cioccolate artigianali di Modica. Dallo centro storico della cittadina barocca si può assistere a manifestazioni musicali e culturali e a spettacoli di diverso tipo, tra gli ospiti vari artisti dello Cirque du Soleil e di più importanti accademie. Si conchiude domenica 30 l'evento Le Vie dei Tesori, che l'Università di Palermo organizzava per far scoprire alla gente una poco d'agnoni della città picca conosciuti, tra di chisti la fossa della Garofala, la cripta delle Repentite e il convento di Sant'Antonino. Le visite gratuiti si possono fare il sabato 29 e domenica 30. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!